Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare nella nostra terza e ultima intervista del nostro tema del giorno. Oggi parleremo, abbiamo anche già parlato questa mattina, del mercato dell'auto, in generale il settore dei motori che sta vivendo in questi mesi un momento complicato come tanti altri comparti. Le vendite sono state intaccate dalla pandemia, così come le autoscuole e anche gli stessi privati che, come abbiamo visto questa mattina con ACI Verona, tra provvedimenti confusi e scadenze prorogate stanno cercando di raccapezzarsi in qualche modo in questo periodo di incertezze sempre più diffuse create chiaramente dal Covid. E allora per parlare di questa tematica siamo in collegamento con Sergio Barsacchi, responsabile CNA Fita Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta, a chi ha la pazienza di poterlo fare. Ecco, allora, dunque, questo, come dicevamo, è stato un anno particolare, difficile per molti settori. Come se l'è cavata quello dell'automotive? L'automotive ha due situazioni, diciamo così, contemporanee. L'una è che è un settore che è stato, tra virgolette, sempre aperto e dunque non è stato soggetto a chiusure imposte. L'altra è che risente del fatto che ovviamente l'utenza ha avuto tutte le restrizioni che conosciamo e dunque ci sono questi due fattori che hanno prodotto una situazione di incertezza totale. Ecco, se dovessimo parlare, quantificare in qualche modo i danni, quale sarebbe più o meno, grosso modo, la cifra? Non è possibile fare una quantificazione reale e certa e seria dei danni. Quello che possiamo dire è che ci sono state sicuramente in quest'anno e qualche mese delle chiusure che sfiorano come attività il 10% della platea di chi, diciamo così, operava nel settore dell'automotive. Poi territorialmente questa percentuale varia, 10, dipende anche dai soggetti, dal mercato, da queste situazioni imponderabili. Certo. Ecco, ci sono degli interventi in programma per incentivare il settore, per risollevarsi, insomma? Ma ci sono interventi a costo zero, ci sono interventi che di risulta favoriscono anche il settore dell'autoriparazione. Quelli a costo zero, come ho sentito in premessa, aiuterebbe a avere, poi non so quanto sia possibile praticarla, diciamo così, una condotta normativa leggermente più trasparente, più chiara, più evidente per tutti quelli che dovrebbero seguirla. L'altra sono gli incentivi confermati per fortuna al settore dell'automotive anche per il 2021. Poi vedremo se la domanda e l'offerta avranno un punto d'incontro. È ovvio che l'utilizzatore finale del settore automobilistico spende meno come in tutti gli altri settori. Ecco, per quanto riguarda proprio il settore automobilistico e quindi l'inquinamento, la diffusione anche delle auto elettriche, ecco, crede che saranno davvero il futuro e se sì, quanto ci vorrà per averne una diffusione abbastanza ampia? Tutte le nostre indagini, anche diciamo così conoscitive interne, fanno prevedere che sicuramente ci sono dei momenti in cui, se si potevano fare i conti, prima della pandemia era una cosa, dopo la pandemia è un'altra. Visto che siamo nel pieno della pandemia, c'è anche questo aspetto. Prima della pandemia il settore era motivato a raggiungere in tempi brevi una ibridazione o elettrificazione del parco veicolare in tempi relativamente lunghi. Stranamente la pandemia ha portato un'accelerazione che porterà, per esempio nel 2040, tutti i mezzi pesanti a abbandonare il gasolio, cosa abbastanza stravagante se uno vuole capire come viaggiano le merci su strada, e anche dal punto di vista dell'utilizzazione privatistica a un'ibridazione sempre più consistente. Poi ovviamente vedremo come andrà a finire, l'innovazione tecnologica aiuterà. Noi sappiamo che non solo c'è questo, ma c'è anche l'idrogeno che qualcuno tenta di sperimentare e praticare in altre parti del mondo. In Giappone c'è già un pezzo del parco veicolare che va a idrogeno, dunque a maggior ragione. Assolutamente. Insomma, adesso staremo a vedere quello che succederà, chiaramente noi speriamo in un futuro più green, in qualche modo, vedremo cosa succederà. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Sergio Barsacchi di CNA Veneto, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi e grazie a tutti quanti. Arrivederci. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento domani alle 7.15 con i nostri servizi utili, alle 7.30 la rassegna stampa e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.